Buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Oggi lo Scrigno lo ambientiamo in un luogo simbolo del vino, della vendemmia, del prodotto eccellente appunto della nostra regione. Con Chiara Miscoria siamo, grazie anche al supporto di Coldiretti, presso l'azienda agricola Comelli e sono con Paolo Comelli e siamo in un luogo che è molto importante perché tra l'altro oggi vi racconteremo la vendemmia di una volta, perché sapete benissimo che molte aziende si sono organizzate per la raccolta meccanica, però qui si salvaguarda di fatto una tradizione che è quella della raccolta a mano che vi mostreremo. Buonasera Paolo. Buonasera a voi e grazie di essere venuti qua. Allora, spieghiamo da quant'è che si vendemmia dai Comelli. Dai Comelli da sempre i bisnonni già coltivavano la vite su questo territorio e quindi vendemmiavano le uve per produrre vini qua a Nimis. Diciamo dove siamo in questo momento. Qui siamo nella cantina nuova che abbiamo realizzato circa 10 anni fa e precisamente nella sala dove mettiamo a fermentare il ramandolo passito in barrique e affiniamo il refosco. Per voi la vendemmia è iniziata quando? La vendemmia inizia di solito intorno alla metà di settembre e si conclude alla fine di ottobre quando vengono raccolti gli ultimi grappoli di verduzzo friulano che andranno a produrre il ramandolo. Paolo, qual è il vino più delicato, cioè il grappolo più delicato? Allora diciamo che i grappoli più delicati sono quelli delle uve bianche che danno vini secchi, diciamo, quindi il Pinot Grigio, il Sauvignon, lo Chardonnay. Hanno bisogno di una gran cura per appunto mantenere gli aromi e soprattutto diciamo nelle prime fasi di lavorazione perché la fermentazione poi proceda in maniera pulita e dia ottimi risultati. Nella vendemmia targata Comelli che cosa rimane del passato? Allora, io ho 47 anni e vendemmio insieme alla famiglia da quando ero bambino e ricordo sempre con piacere le mie due nonne che hanno vendemmiato fino a veneranda età di oltre 80 anni ed erano velocissime, erano precise e i ragazzi che noi abbiamo ogni anno per la vendemmia facevano fatica a starci dietro, quindi questo è uno dei bei ricordi che ho delle prime vendemmie qua a Nimis. Quanti anni avevi? Penso 6-7 anni le prime volte, no? Si veniva, era quasi un gioco. Adesso abbiamo la fortuna di avere dei bambini, tutti e tre noi fratelli, abbiamo quindi 2 figli a testa e prima che iniziasse la scuola è stato proprio bello averli tutti insieme che giocavano e raccoglievano qualche grappolo. Allora, non volevo dimenticarmi anche Vanessa Orlando di Coldiretti che appunto ha allertato anche alcuni dirigenti di Coldiretti che conosceremo più in là e questa è appunto un luogo. Oltre quella porta, Paolo, c'è di fatto la sala degustazione. Sì, la sala degustazione è un posto molto importante per noi perché in aziende piccole, in territori particolari come il nostro, l'accoglienza del visitatore, dell'enoturista, del semplice, diciamo, turista appunto di questi territori è molto importante perché è l'occasione per far assaggiare i nostri prodotti e soprattutto per fidelizzare raccontando la storia, le tradizioni e quello che ci sta dietro alla produzione del vino. Ecco, dietro la produzione del vino c'è tanta fatica. Sicuramente c'è tanta fatica, ma ci deve essere tanta passione per ottenere un risultato all'altezza, anche perché non sei mai sicuro, diciamo, di come andrà l'annata, no? L'anno scorso abbiamo preso una grandinata importante che ti demoralizza, ma quest'anno abbiamo recuperato con una vendemmia veramente eccezionale dal punto di vista qualitativo, quindi l'agricoltore è abituato a questi alti e bassi, no? E, diciamo, un po' con la tecnica, un po' con le lavorazioni in campagna si riesce comunque a mediare e a trovare sempre dei prodotti di qualità. Qual è il vigneto più resistente? Allora,
tutti i vitigni autoctoni sono naturalmente più resistenti. Se sono autoctoni, se hanno resistito negli anni, diciamo, è perché sono resistenti. Il Verduzzo friulano, tra questi, è uno dei vitigni più, diciamo, rustici anche, che garantisce in questo territorio sempre delle produzioni diciamo, ottimali, e anche dal punto di vista qualitativo e poi della produzione del vino dà meno problemi rispetto a altri vitigni. Vitigni un po' più fragili e delicati sono per esempio il Sauvignon, che ha questo problema grosso del mal dell'esca, e quindi ogni anno dobbiamo sostituire un sacco di viti perché appunto si ammalano e muoiono. Diciamo che l'autoctono, avendo resistito per secoli qua su questo territorio, si è adattato ai microclimi e ai terreni, e quindi diciamo ha una resa superiore. Dove ci porterai oggi? Allora, oggi vi porterò in due posti significativi del territorio di Nimis. Uno, diciamo, è più verso il Cornappo, nel fondovalle, in questo canalone dove c'è sempre una brezza costante che diciamo, è ottima per la coltivazione della vite, soprattutto per i vini bianchi secchi. Poi vi porterò invece in cima alle colline di Ramandolo, dove oggi la vendemmia è dedicata appunto a questa uva di Verduzzo, che dà questo vino particolare che si produce solo sul nostro territorio. Ecco, un vignaiolo quando prova più emozioni? Sicuramente quando deve decidere il momento giusto della vendemmia, e poi quando finisce la fermentazione e si cominciano ad affinare i vini, si vede veramente il risultato e il potenziale che ha il prodotto. L'emozione forse però più completa è quando tu riesci a trasferire attraverso il tuo vino un'emozione a chi ti sta di fronte, quindi a chi lo assaggia e a chi lo apprezza. Ecco, questo è il luogo, la parte terminale, finale di quella che è appunto il lavoro di un'azienda che produce vino, quindi la sala degustazione. Avete visto quest'area dove ci sono queste botti, poi c'è questa sorta di corridoio, di questo tunnel che porta a cisterne molto più grandi dove appunto il vino è lì, riposa. Questa è la cognata di Paolo Comelli, che di fatto è transitata. Vediamo se la signora Comelli, in Comelli, viene qui 2 secondi, perché è molto affascinante con questo carrellino. Vieni con questo carrellino. Dobbiamo ridere anche un po' perché siamo stati tristi e chiusi per tanto tempo. Che ruolo hai in questa azienda? Mi occupo dell'allestimento per i matrimoni, seguo tutti gli eventi, aiuto Paolo in quello che lui organizza e fa, ecco. Da piccola, che significato aveva la vendemmia per te? Beh, per me era festa, perché comunque, anche se è nata a Udine, mia nonna aveva vigneti, quindi vendemmiavo con lei, e quindi erano giornate di festa, stare insieme all'aria aperta. Fra i filari si cantava? Sì, qualcuno cantava, però anche da noi quest'anno c'è qualcuno che canta. Ci sono 2 signori che mentre vendemmiano cantano. Chissà se troviamo questi 2 signori che gli facciamo cantare. La Miscoria è appassionatissima del canto tra i filari, quindi è molto più giovane di noi, quindi vediamo di abituarla alle tradizioni popolari. Andiamo da questa parte, Chiaretta, e quindi tu mi precedi. Paolo è là che veglia su queste botti, e vedete che qui di fatto qui arriva il vino e sta lì quanto? Sì, allora i vini bianchi vengono subito pressati, quindi viene separata la buccia dalla parte liquida, e quindi il mosto viene portato in questi contenitori dove viene decantato a freddo in maniera che si pulisca ulteriormente, e poi viene fatto fermentare a temperatura controllata. Tutte queste vasche che vedete alle nostre spalle hanno un sistema automatico di controllo della temperatura per appunto produrre vini di qualità. Mentre i vini rossi vengono pompati, l'uva viene diraspata, viene tolto il rachide, il raspo, e siccome il colore rimane nelle bucce, c'è bisogno di un periodo di contatto tra il mosto e la buccia, appunto perché il mosto possa estrarre il colore. Quindi viene messo all'interno di quei contenitori che vedete là sulla destra, e attraverso
è un procedimento in cui di rimontaggi e di follature c'è questo passaggio appunto del colore dalla buccia al liquido. Paolo, ma una volta questi aggeggi, quando tu hai cominciato a divertirti tra i filari, non c'erano e quindi come ci si muoveva? Allora, una volta utilizzavano i brantieri, no? Questi tini aperti di legno, e le follature venivano fatte a mano. Allora, quando comincia a fermentare l'uva, tutte le bucce salgono verso l'alto. E con un aggeggio, con un bastone, così si riportava le bucce a contatto con il mosto, e questo permetteva il passaggio appunto del colore. Una cosa che facevano qua a Nimis molto particolare era il vino argilat, no? Quindi anche il verduzzo lo mettevano diciamo in questi grandi tini, e quando si alzava il cappello, si chiama cappello, no? Questo strato di bucce, lo sigillavano mettendo delle foglie, delle grandi foglie che si trovano nel torrente Cornappo, e poi con dell'argilla lo sigillavano in maniera che non entrasse aria. Da questi brantieri, da questi tini, veniva poi spillato il vino il mese di novembre, in maniera che con le temperature che c'erano quella volta e con le vendemmie così tardive, il vino naturalmente si arrestava alla fermentazione, rimaneva dolce e quindi era piacevole. Allora, questo è solo l'inizio, mettetevi comodi sul vostro divano, se siete già nel reparto notte, rilassatevi perché non vi faremo annoiare. Questo è l'inizio di quella che è un po' della storia della vendemmia friulana, che cosa si fa e che cosa si faceva. Ci salutiamo su questa prima frazione con 2 minutini, forse anche qualcosina meno, di un filmato, un brano che gli amici della Fisarmonica, tra l'altro, si sono ritrovati a Nimis, nella zona della Chiesetta delle Pianelle, dove hanno, dopo un anno purtroppo di silenzio, e quindi il convegno non si è potuto tenere causa Covid, c'è un brano che Luigino Squalizza che ha registrato e ripreso, quindi chiudiamo così e poi ci rivediamo in mezzo ai filari. Rita Marita, nella città, porta luce poi tira giunta qui. Brillavo, canno che provavo, io si sta dando, voglio. La luce, ti stai la tuzza, ti stai la croce, ti si fa. Marita, ven a città, quella la luce poi, la gente qui. Reggiano puro!
Allora, seconda parte dello scrigno che iniziamo in maniera abbastanza originale. Adesso vorrei, appena scende la signora da quest'ape, le chiediamo chi è, da dove arriva e perché usa l'ape. Buongiorno. Buongiorno, E lei? io sono di Nimis, abbiamo un'azienda vinicola e usiamo l'ape per vendemmiare, appunto per mettere i cesti e tutto quello che serve. È un mezzo comodo, no? Sì, comodissimo, farà un po' ridere, però è una cosa di meglio che non un carretto, ecco. Signora, quant'è che lei fa questa vita tra i filari? Da quando sono nata, diciamo, mio papà appunto ha fondato l'azienda e quindi saranno, io ne ho 56, quindi da quando sono nata. Elena, ma la vita nei vigneti com'era qualche anno fa? Sì, era bella, si mangiava anche nel vigneto, una volta forse era anche più bella di adesso. Comunque, dai, è bella anche adesso, diciamo. Quanti eravate? E sempre un 10-12 persone si lavorava. La raccolta iniziava a che ora? Sì, no, dico a lavorare nei vigneti sempre un 4 o 5, però a vendemmiare molto di più. E la giornata iniziava a che ora? Ma dipende, se da vendemmiare, insomma, verso le 9 si va in campagna a vendemmiare, oppure d'estate si viene prima, dipende anche le stagioni. Sì, se in primavera anche un po' più tardi e si lavora dietro il tempo, il sole, la stagione, insomma. E al seguito che cosa ci si porta oggi e che cosa si portava una volta come attrezzatura? Allora, come attrezzatura per vendemmiare, beh, i cesti, il carro e tutto quello che serve, insomma, I cesti chi li ha fatti? mio papà, mio papà, sì, che proprio è mancato un mese e mezzo fa. Niente, sono i ricordi che indelebili. Ecco, senta, proprio quei cesti, averli tra le mani significa quasi dare una carezza a suo padre, no? Sì, sì, molto. È una cosa che mi rompe il cuore, insomma, a vederli e quest'anno è la prima volta che non c'è anche lui con noi. E lui finché ha potuto c'era tra le vigne. Lui ha lavorato fra le vigne fino a un mese e mezzo prima di morire. Sì, sì. Si teneva sui filari e lavorava, veramente. È stato unico. Come si chiamava il papà? Comelli Sergio. E quella signora che sento parlare invece è la moglie, che si chiama? Sì, e mia mamma, Comelli Teresa. Ecco, che insegnamenti ha tratto da suo padre? Ma gli insegnamenti La fatica, mai abbassare la testa. mai abbassare la testa, lavorare, sempre lavorare tanto e lui è stato un grandissimo lavoratore, infatti è morto a 90 anni e ha lavorato sempre. E niente, ci ha insegnato anche a noi questo e difatti adesso continuiamo io e mia sorella, Che si chiama? Daniela. È qua in zona, Sì, sì, dovrebbe esserci su. la troviamo assieme. Intanto io vorrei andare dalla mamma che si chiama, Comelli Teresa. dalla Teresa, che è lì che mi aspetta, con uno strumento del mestiere che di fatto abbiamo già ricordato suo marito, che di fatto lui comunque continuava a lavorare fino a un mese prima di andarsene, vero? Un mese no, ma l'anno scorso è stato sul trattore tutto l'anno e anche fino e dopo anche sì, fino a Pasqua e dopo un po'. Che cosa ha in mano? Oh, un eroncè si dice Se per fur- servivi le roncè. a tagliare il rap, no? Come e si è poi moderno, se il vanche poi ben con quel ca, si fa smanco il fadie, no? Mi racconta la sua vendemmia quando era più giovane. Oddio, che c'è belle robe. Ehm, Cosa vuole? Si era bambini, si andava a vendemmiare, si correva più in giro che non vendemmiare, dopo crescendo si lavorava e anche mio papà faceva il vignaiolo, dopo ho sposato quello che ne faceva di più e via avanti. E lui, il mio marito proprio ha dato la vita per
fare come difatti dietro a Francesco, che era tutto vigneto, là, tutto col piccone, no? Col piccone, le parlo di, lui aveva 80 anni fa, lui 70, col piccone ha picconato fin su lassù dove è la casetta, dietro l'agriturismo di Paolo. Tutto a mano, eh? A mano e con, come si dice, quelli che sparano, là, mi aiuti, io sono vecchie, faceva tuonare i sassi. Ok, con le cariche. Ecco, boh. Con le cariche faceva tuonare su avanti. Senta, guardando la nostra Miscoria, lei riprenderà queste colline, Sì. queste le conosce a memoria lei, eh? Sì. E sono nata qua. Sono nata qui, lì, sì, a 200 metri da casa, vicino all'agriturismo. Senta, ma tra i filari si parlava, si cantava? Cantare di quelle cantate da morire. Tipo una, me ne fa, tanto siamo io e lei in questo momento, una canzone che si faceva... E finite la vendemme, si preparino i boccai. Ci buttisi che canzone, Dani? Daniela, venga un attimo perché ho bisogno del suo supporto canoro, venga e cinguetti, perché anche la Miscoria da piccola, venga nelle campagne di Tavagnacco, si legge nei libri di storia, anche la nostra operatrice che è molto più giovane di noi vendemmiava tra i filari. Com'è la canzone che aveva intonato la signora? Finite la vendemme, si preparino i boccai. Oh, però, È bellissimo quella lì. abbiamo già intonato, noi siamo già felici signore. Ma che roba ha in mano sua Il figlia? winch. Sì, io sai che partà. Allora, chi già ska? Vai. Così li mostriamo. Guardiamo. E lui come si chiama? La creatura che... Giotto. Giotto è tra noi. Eccolo. Aspetta, e in quella volta... Nel vigneto si portava giù Sì. fino al carro. Venga signora. Allora però venga. Chi è Daniela? Daniela, Chi è Daniela? Quella lì è mia figlia, Quella lì? la prima, la seconda, Sì, l'abbiamo vista. e una è impiegata a Udine. Allora, guardi, noi adesso ci fermiamo perché non so cosa deve mostrarmi, Miscoria, ma noi adesso andiamo in pubblicità e poi con Daniela Comelli, ovviamente. Comelli lei? Sì. Sì, beh, Io sono Comelli, ho sposata Comelli. sì, ha avuto fantasia, signore. A tra poco. Terza parte dello scrigno, un primo piano che penso vi piacerà. Daniela Comelli, che uva è? Questo è un Merlot antico, è un vitigno molto antico, avrà circa un 70 anni. È molto particolare perché il Merlot viene di solito molto gli acidini piccoli, radi, invece questa, guarda, questa ho già preso il Scusa, Daniela, ma produce uva agilmente nonostante... Sì, nonostante l'età. E queste più vecchie sono migliori di queste qua che è incrociata, una giovane, che più di 10 anni non ti durano. Queste ne ho un po' che di queste antiche qui e sono sempre in produzione. Io le fotografo ogni volta che vengo in campagna, sia d'estate che d'inverno, in primavera, quando cominciano a germogliare, perché sono un patrimonio per me. Ecco, quindi c'è storia, c'è fatica. Sì, E da piccola, raccontami un po' la tua vendemmia, com'era? Da piccola mi ingaggiavano a vendemmiare, che andavo a scuola ancora e trascinavo i cesti, che adesso i bambini non li fai far niente più, vero? E vendemmiavo e mi scaricavano e andavamo a scuola e il pomeriggio venivamo qua, la sera si faceva i compiti. Capito? Era così. E non si discuteva? Non si discuteva. Poi, quando bisognava
buttare i prodotti nelle viti, non c'era l'atomizzatore che passavi nei filari come adesso su e giù, c'erano le gomme, per cui questi filari qui sono lunghi 100 metri da una parte, 120 metri dall'altra. Ero io e mie cugine a 8-10 anni, che era tutto nella norma. I nostri genitori venivano con la botte e il prodotto, una di noi mescolava il prodotto e le altre eravamo in 3 a tirare le gomme. Non si riusciva neanche a tirarle perché eravamo piccole, metti 8 anni, 10 anni, tirar su le gomme fin lassù, e se non arrivavano ci dicevano di tutto. Senti, ma c'era un premio per questa fatica? Che premio? Vi facevano mangiare qualcosa che magari di solito non si mangiava? No, beh, non abbiamo mai avuto problemi di mangiare o non mangiare. Sì, non avevamo problemi, però non esistevano le paghette, come adesso che ti danno la paghetta, giusto? E i bambini fanno mezz'ora la paghetta. Sì. Lavorava Evonde. Si lavorava Evonde. Bon, quello che ci serviva non ci mancava mai niente, per l'amor di Dio, però non c'era la cultura di paghette o non paghette. Senti, giustamente, secondo me. Ecco, e da quella parte, Chiara li ha già ripresi, è in corso la vendemmia, quello è sempre Cabernet? Stiamo facendo il Merlot oggi. Ho capito. In quanto tempo riuscirete a terminare? Oggi sì, spero di finirlo. Sì, penso di finirlo oggi in giornata. E che sono tutte le viti antiche, per cui bisogna spostarsi un po' di qua, un po', saltare, girare, voltare, capito? La vendemmia con le macchine la fate o no voi? No, perché abbiamo i vigneti antichi e non riesci a passare sopra con le macchine. In questi qua, in più bisognerebbe tagliare i pali e tutto, e poi le viti sono alternate, c'è il Ramandolo, c'è il Refosco, c'è il Cabernet, c'è il Merlot. E come fai con le macchine? Sì, dovresti estirpare tutto, mettere tutto nuovo, allora puoi fare con le macchine, che secondo me con la macchina non è la stessa cosa. Non curi l'uva, secondo me. Allora, io con Daniela mi sposto e abbiamo altre testimonianze, perché non abbiamo chiesto ancora la tradizione della merenda, che cosa si mangiava in mezzo ai filari, si cantava, si vendemmiava, ma anche si mangiava qualcosa. Io vi lascio per un attimo con un'intervista che ho realizzato con uno chef non vedente che ho incontrato qualche settimana fa e che ha fatto una sorta di corso grazie al tatto, all'olfatto, quindi agli altri sensi che di fatto permettono anche a una persona che purtroppo ha questo problema di lavorare in cucina. Lo abbiamo incontrato e vedrete quanto entusiasmo. Questo signore ha origini campane, è rimasto vittima di un infortunio a causa dei botti che di fatto gli hanno portato via la vista, e pensate che questo signore, subito dopo aver capito che non avrebbe visto più, è diventato padre di 3 figli. Quindi guardatevi questo incontro, questa intervista con questo grande uomo. Il buio in padella, la storia di Antonio Ciotola. Vogliamo raccontarvi questa sera una storia che abbiamo incontrato per caso al ristorante Riviera, a Magnano in Riviera. Saluto subito Antonio, ma saluto prima sua moglie, che si chiama? Manola. Allora, Manola, spieghiamo la storia di suo marito. Il problema, che poi lui dirà non è più un problema, ma è un'opportunità, inizia quando? Nel 2005, nel Capodanno del 2005, quando nell'uscire fuori dal locale per festeggiare con i commensali ha sparato un botto come tradizione di Capodanno e lì si è spenta la sua luce. Però lui ha continuato di fatto a coltivare la passione culinaria. Sì. E quindi cosa succede successivamente? Lui gira l'Italia, cucina. In Italia, cucina, esperienze più o meno belle, brutte, si rialza
e continua il suo lavoro. E lei lo accompagna Sì, da 15 anni. sì. Allora, riprendiamo un'altra volta il libro Antonio Ciotola e Giovanna Capasso, Il buio in padella. Allora, Antonio, ti chiedo com'è cucinare al buio? Ma cucinare al buio, buonasera a tutti innanzitutto, ecco, cucinare al buio è una cosa molto bella perché comunque noi abbiamo 4 sensi, ma nel momento in cui viene a mancare un altro c'è sta sempre l'altro senso che comunque lo può sostituire, e nel caso mio i miei occhi sono le mie mani, quello che poi dopo manipolo tutte le materie prime, dando garanzia alla scelta di quello che io utilizzo nelle mie ricette, ecco. Perciò non voglio dire comunque che la vista non è importante, però nel caso mio comunque ci sono gli altri sensi che si sono super sviluppati dopo il mio incidente. Ecco, all'Accademia del Gusto FVG che cosa hai fatto? Che cosa hai dimostrato? Ma guarda, più che dimostrare, io sono del parere che io cerco di trasmettere emozioni, cerco di trasmettere quella che è l'amore e la passione per i fornelli, perché comunque sono del parere che se ce la faccio io, tutti possono farcela, accendere le fiammelle al vivo ma non l'induzione, poter cucinare, poter scegliere le materie prime che noi assembliamo in padella, poter soffriggere, perché gli altri sensi, come dicevo prima, le mani danno garanzia a quello che è la freschezza, diciamo, delle materie prime, l'olfatto è quello che danno garanzia ai profumi che vengono assemblati in padella, e l'udito servono comunque a capire quando un piatto è ben cotto in padella e quando ha soffritto al punto giusto. Ecco, che cosa c'era scritto su quei fazzoletti che hai utilizzato per bendare le persone? È una cosa molto bella, che io poi il mio motto, ecco, mi piace mangiare ma non vedo. Quello cosa vuol dire? Vuol dire proprio che nella vita, a parte che il discorso che non si può essere mai saggi a stomaco vuoto, però comunque nella vita uno si può sfamare anche con gli occhi. In questo caso io no, non lo posso fare, però cerchiamo di trasmettere a primo impatto, a livello visivo, tutto quello che io non vedo al commensale, emozioni da poi dopo poter assaggiare con retrogusto. Senti, noi ci siamo conosciuti stasera, si percepisce un grande entusiasmo che è superiore a chi ha il dono della vista. Ma guarda, io non mi ritengo un supereroe, voglio dire solo che il momento in cui ho scoperto di poter rifare il cuoco dopo aver perso la vista è stata una giornata di aprile che stavo passeggiando sotto un palazzo. All'istante ho sentito un profumo di una signora che stava cucinando, la signora ha detto proprio quello che hai sentito, allora io ho detto il naso funziona, mi sono recato subito al ristorante, veramente ho preso il coltello con un po' di verdure che c'avevo, ho cominciato a tagliare, anche le mani funzionano. Allora mia moglie ha detto che cercavamo poi l'alternativa di cosa potesse fare un non vedente, uno che è diventato non vedente, chi diceva centralista, chi il fisioterapista, mia moglie ha detto no, tu sei nato per fare il cuoco. Ecco, il ruolo di tua moglie che ti è a fianco sempre. Mia moglie è stata una cosa molto importante, posso dire il braccio destro, perché ricordatevi che un malato non va trattato mai da malato. Mia moglie non si è mai permessa di prendermi una biancheria dall'armadio. Una volta vi racconto questo, quando lei era incinta, ecco, era diventata un po' grande, sono andato in bagno e mi sono messo il pigiama, sono uscito dal bagno e lei mi ha detto ma che ti sei messo? Ha detto io, il pigiama, ha detto ma è il mio, ho detto va a fa di companino, dico ma vado a coricare col tuo. Senti, concludendo, tu sei in Friuli, le tue origini portano zona Vesuvio. Sì. E il Napoli? Ma guardi, noi da napoletano noi abbiamo vissuto momenti belli, momenti brutti. Quest'anno forse è l'anno nostro. Cioè, quindi vuoi dirmi che avete già lo scudetto in tasca? Non lo so, bisogna sperare, ecco, come la cucina, bisogna sempre dopo una giornata di lavoro, quando ci sono davanti tanti commensali che arrivano, bisogna spingere bene per poi sperare a dei buoni risultati. Io ringrazio di cuore Antonio Ciotola, torna in Friuli e torna a Magnano. È un piacere immenso anche in questo piccolo comune che questa sera abbiamo avuto l'onore di conoscere la splendida sindaco, è veramente una persona splendida e cerchiamo di portarla nel nostro piccolo paesino Belvedere Ostrense per un gemellaggio. Antonio.
quarta parte dello scrigno, siamo sempre in mezzo ai filari a Nimis e poi ci sposteremo un po' più in alto. Marco Malison è responsabile del servizio vitivinicolo di Coldiretti. Ecco, che cosa resta della vendemmia di un tempo? Beh, onestamente resta poco in questo momento, perché è evidente che la viticoltura anche qui in regione si è evoluta moltissimo negli ultimi anni, soprattutto in termini di meccanizzazione. Qui noi siamo in una vigna ancora di pianura, ma siamo in mezzo alle colline di Nimis e già in una situazione così diventa difficile vendemmiare a macchina, perché vedete i pali sono alti, andrebbe fatto una sistemazione del vigneto, ma tutti i nuovi impianti, specialmente in pianura, vengono realizzati fondamentalmente per riuscire a almeno a vendemmiare a macchina, poi eventualmente anche a fare altre operazioni meccanizzate tipo la potatura, ma non dappertutto. È chiaro che la collina invece fa la differenza, perché lì invece le macchine non ci entrano, perlomeno non dappertutto, bisogna ancora vendemmiare a mano e pertanto un qualcosa della vecchia vendemmia c'è ancora. Ecco, ma burocrazia a parte. Ecco, questo è un vigneto antico. Sì, a spanne direi che sono almeno un 40 anni qui, se non di più. Ci sono certe viti anche molto più vecchie, vedo, che potrebbero avere anche 60 anni. Ecco, c'è un tempo, lo abbiamo sentito dai racconti dei più anziani, era quasi un gioco, un divertimento. In questo momento manodopera cercasi. In questo momento sì, si trova poca manodopera e comunque anche per le imprese agricole la vendemmia è diventata un'operazione molto burocratizzata. Qualche anno fa i famosi voucher per i braccianti avevano risolto in parte la problematica, adesso diciamo è stata ricomplicata un pochettino la cosa e evidentemente la questione non aiuta, ma al di là di questo c'è sempre meno gente disponibile a vendemmiare, è un lavoro ovviamente in alcuni casi anche pesante, ma soprattutto è un lavoro temporaneo e quindi diciamo le persone cercano possibilmente dei lavori più stabili. Ecco, Malison, avanziamo, vediamo un'uva, anche se come ricordavi questi sono vigneti che hanno oltre 40 anni, la proprietaria ci diceva addirittura ce n'è uno che ne ha 70. Sì. Questa è uva di qualità. Beh, diciamo questa pianta qui sicuramente non ha 40 anni, vedete è anche relativamente giovane, però insomma se andiamo, ecco questa più avanti sicuramente molto più vecchia. È un'uva di qualità, nel senso che come vedete il carico di produzione è tutto sommato limitato, è un sistema di allevamento abbastanza espanso con tanta vegetazione, le foglie sono come pannelli fotovoltaici per la pianta e quindi più foglia c'è e più zucchero e più sostanze diciamo nutritive vengono elaborate e accumulate nella pianta e questo ovviamente si traduce anche in qualità per il prodotto. Quanto si sapeva e quanto si sa del mondo dei vigneti? In che senso? No, voglio dire, tu parlavi prima che le foglie di fatto sono una sorta di pannelli fotovoltaici. Ecco, anche chi fa questo mestiere ha saputo evolversi. Sì. Ma sicuramente sì, poi oltretutto dobbiamo considerare che diciamo la scolarizzazione, no? Nelle nostre imprese vitivinicole è altissima per due motivi. Intanto perché qui in regione noi abbiamo un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura e enologia che ha sfornato e che continua a sfornare numerosissimi enologi che operano qui in regione come in altre parti d'Italia. E poi abbiamo anche una università di scienze agrarie con una specializzazione in viticoltura e enologia, quindi c'è una trasfusione continua di sapere dal mondo della scuola e dell'università alle imprese agricole. Io direi che salvo casi di
diciamo, piccole imprese, tutte le altre sono molto consapevoli e molto preparate dal punto di vista tecnico, agronomico, enologico, fitopatologico, per tutto quello che riguarda, ecco, la produzione dell'uva e del vino. Ecco, lo Scrigno da oltre 15 anni parla di tradizioni popolari, di antichi mestieri. Guardiamo al calendario e quindi celebriamo le date simbolo per quello che ci riguarda. Una domanda che faccio molto spesso è: ma anche in questo settore vale di padre in figlio o è difficile avere ricambio? Beh no, direi che c'è abbastanza ricambio generazionale all'interno delle imprese vitivinicole, perché sono forse oggi ancora quelle che garantiscono una discreta redditività appunto all'impresa. È più difficile trovare ricambio generazionale nelle imprese cerealicole, quelle zootecniche, dove evidentemente come posso dire, la redditività è sicuramente più bassa e spesso, insomma, addirittura non sufficiente a coprire i costi di produzione. Quindi è più facile avere ricambio. In viticoltura e enologia sicuramente sì. Allora Malison, io ti ringrazio, magari se ci vuoi accompagnare in un altro luogo saliremo con Paolo Comelli in collina, e poi c'è anche un altro uomo di Coldiretti che è Giorgio Bertolla, che è il nostro presidente di sezione qui di Nimis, ecco, di Coldiretti. Io direi che possiamo mandare ancora un pezzetto che il nostro Luigino Squalizza ci ha fornito riguardo al raduno dei fisarmonicisti che si è tenuto proprio a Nimis, e poi ci rivediamo.
Alle mie spalle Paolo Comelli, questo paesaggio da cartolina, ma 50 anni fa non era così. No, 50 anni fa non era così perché dopo la seconda guerra mondiale qui era comunque un territorio di emigrazione, no? La gente andava via, andava a lavorare all'estero e aveva progressivamente abbandonato soprattutto i vigneti in collina, che sono stati negli anni sostituiti dalle acacie e dal bosco. E circa 25 anni fa, grazie anche all'amministrazione comunale di Nimis, a una modifica al piano regolatore e a dei permessi particolari che sono arrivati dalla regione, la nostra azienda ma anche altre hanno recuperato i terreni più vocati, appunto dove c'è questo terreno particolare che si chiama Ponca, è un terreno che non è molto ricco di sostanza organica e di azoto, però ha tutti i sali minerali necessari a produrre vino di qualità. Ecco, il terreno che sta riprendendo la nostra Miscoria, di quanta acqua ha bisogno? Allora, noi siamo a ridosso delle prealpi qua a Nimis, quindi non abbiamo grossi problemi di piovosità, ma soprattutto se i terreni non sono maltrattati nel momento degli sbancamenti e quindi dei terrazzamenti, hanno la capacità appunto di trattenere l'umidità e di rilasciarla alla vite quando necessario, quindi senza creare degli stress. Ecco, Paolo, parlavi di terrazzamenti e di che rispetto bisogna avere nei confronti della terra che abbiamo sotto i nostri piedi. Guardando quei meravigliosi terrazzamenti e come sono state potate quelle piante, mi viene da pensare quasi un giardino all'italiana. Eh sì, c'è passione per il nostro territorio, no? Chi lavora qua fa fatica ma ama il proprio lavoro e la propria zona di produzione e quindi si dice che gli agricoltori disegnano il paesaggio e qui a Nimis è una cosa evidente. E questi disegni, questa cura dell'ambiente, del territorio ha anche un ritorno, un riflesso per quanto riguarda il turismo. Per fortuna a Nimis arrivano e stanno volentieri anche da oltreconfine, sta arrivando gente un po' dal nord Europa, dall'est Europa, trova a Nimis ma in tutto il Friuli una condizione ideale per una vacanza che ti lascia delle esperienze nuove e soprattutto una vacanza slow dove ci si può rilassare, assaggiare un sacco di ottimi vini e di prodotti tipici. E allora da questo panorama straordinario che la nostra Chiara sta riprendendo in questo momento, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità. La quinta parte la inaugureremo in un altro luogo dove è in corso la vendemmia. Ringrazio i Comelli per la disponibilità, anche perché questo per loro è un periodo piuttosto intenso, perché c'è il responsabile di zona di Coldiretti che avvicineremo subito dopo la pausa pubblicitaria. Ed ecco, ci siamo spostati, ma qua luogo che trovi e lo sguardo che continua a incantarsi. Giorgio Bertolla è l'uomo di riferimento di Coldiretti per l'area di Nimis? L'area di Nimis e la zona di Tarcento in particolare. Allora Giorgio, in questo momento è in corso la vendemmia. Prima chiedevo al termine della quarta parte a Paolo Comelli che cosa c'era qui tanti anni fa. C'è stata una bella metamorfosi. C'è stata una bella metamorfosi perché siamo partiti da piccoli vigneti sui cocuzzoli delle colline e siamo passati negli anni a delle colline completamente sistemate, terrazzate, ricoperte di vigneti, dove poi ci siamo allargati anche verso gli appezzamenti di pianura con altre varietà ed è diventata un'attività prevalente nella nostra zona, nel nostro comune. Qui l'occhio mi cade tra i filari e vedo che ci sono 4 vendemmiatori tutti maschi. Ma penso che sia casuale perché solitamente sì, non si fanno distinzioni di questo tipo, insomma. Ci sono maschi, ci sono femmine, ci sono ragazzi. Tante volte, soprattutto nelle aziende familiari di dimensioni non molto grosse,
Ci sono anche delle riunioni di parenti e amici perché la vendemmia è comunque un qualcosa di tradizionale, è comunque un motivo di ritrovo per le persone, per i parenti, per gli amici. Ecco, nella zona di Nimis e Tarcento, parlavamo prima di Metamorfosi, un tempo c'erano più vigneti o meno? Ma ce n'erano di meno senz'altro, e soprattutto erano più piccoli, forse meno specializzati di quelli che ci sono adesso. Le aziende stesse hanno avuto una metamorfosi, non solo i vigneti, perché sono cresciute nella quantità, sono cresciute molto nella qualità e nella consapevolezza, insomma, di quello che sanno fare e che sanno proporre al mercato e ai clienti. Ecco, ma la vendemmia un tempo durava un po' di più? Ma durava un po' di più nel tempo, ma forse anche iniziava più tardi. Adesso un po' le varietà che si coltivano, e vuoi un po' per i cambiamenti climatici che hanno aumentato un po' quella che è il caldo, le giornate di sole, i momenti che più servono per maturare le uve, ci hanno portati ad anticipare di molto le vendemmie. Ecco, da queste parti ovviamente il pensiero va a Ramandolo. Beh, il Ramandolo, ecco, è rimasto un po' forse una vendemmia più tradizionale nei tempi, nel senso che lo lasciamo molti più giorni appeso in vigna, iniziamo magari già una parte di appassimento sulla pianta e poi viene raccolto e sistemato nei plateau, nelle cassettine, dipende da come uno si organizza per fare l'appassimento, e ricoverato al coperto in cantina o in locali appositamente dedicati, e o con ventilazione forzata oppure naturale viene appassito fino al grado che ne vogliamo ottenere. Insomma. Ecco, Bertola, sentivo come ti esprimi, ventilazione forzata. 40 anni fa, se tu utilizzavi questo termine con i nostri vecchi, probabilmente si scompensavano. Ma probabilmente sì, però io vedo che ogni volta che c'è una novità, sì, nel momento iniziale un pochino così provoca un po' di curiosità, no? Ma poi in questa zona vedo che si è sempre avuto voglia di provare, di sperimentare e di andare avanti, per cui insomma nessuno si spaventa se ogni tanto c'è qualche novità da applicare. Ecco. Bertola, grazie per la tua presenza, è l'uomo di riferimento per Nimis e il Tarcentino per Coldiretti. Igino, vieni un attimo, tra l'altro questo signore tra l'altro è il protagonista di un libro, le sue foto sono finite su una pubblicazione dedicata a Strassoldo, uno dei borghi più belli d'Italia. Oggi ti stai sfogando in mezzo ai filari. Mi rammento quando ero bambino, cioè mi divertivo un mondo, perché si vendemmiava a mano, si pigiava coi piedi, dopo insieme ai fratelli. È un'esperienza di cui l'ho vissuto prima parlando con loro qui che vendemmino. È bellissimo, io mi diverto. Senti, ma la vendemmia in pianura rispetto a quella in collina è un po' diversa? O è la stessa cosa? Ma in pianura non sono... Qua vedo che è una vastità immensa su questa cosa, dunque in pianura a livello familiare si fa ancora qualcuno coi piedi, ancora ho visto, no? Qui invece avranno altri sistemi in cui, ma è bello vedere la gente che vendemmia, che cantavano anche prima quando ero venuto su un momento fa, che poi sono tornato giù, è un divertimento vedere e assaporare ricordi di quando che ci si divertiva un mondo, ci si divertiva. Grazie Gino Durisotti, adesso noi stacchiamo veramente niente, cara Miscoria, e andiamo a conoscere un po' più da vicino i canterini, perché li ho sentiti che stavano intonando qualcosina, ma andiamo tra i filari.
Ecco, la Miscoria di fatto riprende il frutto del lavoro di Stefano Missinato e dei suoi colleghi. Diciamo che una voce oltre il filo mi ha detto quello lì mangia solo uva. No, questo non è vero. Ogni tanto capita per assaggiarla, no? Per misurare il giusto grado zuccherino. Ma quanto ti piace vendemmiare? Ma io lo faccio più che altro per rilassarmi. Io vedo è già la 4ª stagione, mi dedico con amici perché qui siamo come tutta una grande famiglia. Vengo volentieri e mi rilasso. Ho piacere di questo. Ecco, spiegami come si vendemmia. Io ti ho visto prendere quasi come un bambino questi grappoli. Beh, certamente bisogna avere cura per non deteriorare l'acino. La cosa migliore è risalire alla sommità del grappolo per recidere il picciolo e raccogliere il grappolo con il palmo della mano, delicatamente poi riporre. Fammi vedere come accarezzi questi grappoli. Stefano, aspetta un attimo, eccolo qui. Nella parte inferiore lo cerco di raccogliere e poi alla base del picciolo lo raccolgo e poi lo depongo sulla cesta. Il segreto è non rovinare l'acino più che altro, se non altro anche per non inzuppare il guanto di zucchero e rendere meno piacevole poi la stessa raccolta, la vendemmia. Ecco, Stefano, tu sei alla 4ª stagione. Nella vita cosa hai fatto? Beh, io mi sono occupato di designer fino a qualche anno fa, da circa 15 anni sono nel settore farmaceutico, mi occupo di diagnostica in farmacia, qui nella zona del Friuli Venezia Giulia. In questo momento di calma mi piace sfruttare le ore che ho a disposizione per fare questa cosa. Sì. Ma prima ti ho sentito anche intonare qualcosa, com'era? Beh, questo fa parte un po' del mio essere, mi piace cantare per cercare anche di portare un po' di allegria ad un gruppo che effettivamente si dedica con impegno alla sua attività. Insomma. Allora, però abbiamo due minuti, quindi in 2 minuti possiamo... E che repertorio, Stefano? Quindi com'era il brano di prima? Ma è una cosa da tradizione qui friulana, se posso accennare questa. Su e giù per le contrade, di qua e di là si sente la voce allegramente dello spazzacammin. S'affaccia alla finestra una bella signorina. Scusa un attimo, ti interrompo, ma e gli altri rispondono o no? Dovrebbero fare il coro, ma sono un po' negligenti. Ecco, e quindi io li invito caldamente, tanto non si vedono, sono coperti dall'uva e dalle foglie, a rispondere al povero Missinato che quasi come un rosario avrebbe bisogno. E quindi com'era? Di sostegno, no? Beh, continuando la strofa, sostanzialmente s'affaccia alla finestra una bella signorina, con voce assai carina lo invita a salir. E il coro dovrebbe ripetere la strofa. Cosa dovrebbe ripetere? E quindi il coro ripetete per favore. S'affaccia alla finestra una bella signorina, con voce assai carina lo invita a salire. Questo è un grande momento di televisione, penso che scenderanno le lacrime a voi telespettatori. A me soprattutto che mi avete beccato. Senti, cantando, lanciami la pubblicità in mezzo ai filari. Pubblicità del... Ragazzi, ascoltate la tradizione friulana, la vendemmia è una bella cosa, e per noi e per voi. E quindi andiamo in? E andiamo in pubblicità. Grazie Missinato, a tra poco. Sesta parte dello scrigno che iniziamo di gran carriera con Pier, che saluto, ciao Pier. Buongiorno a tutti, buongiorno. Senti, ma allora intanto tu vivi vicino ai Comelli? Sì, vicino ai Comelli, io sono anni che sono qui ai Comelli, ho avuto un incidente stradale e quindi dopo non ho potuto più continuare in edilizia e lavoro con i Comelli, vedo dalla stalla, dei vignali. Insomma, tu ti dai da fare. Sì, ma io cerco di fare il mio meglio. Comunque
anche a quegli altri invalidi, cercate di fare tutto quello che potete. Quindi grazie Pier e buon lavoro. Grazie, grazie e salve a tutti. Allora andiamo da... Come ti chiami? Aurelia. Allora, qui non stai vendemmiando, stai accompagnando il signor Igino, ma mi dicevi che anche tu hai vendemmiato. Sempre abbiamo vendemmiato. Quando c'erano le piante di uva in casa, avevamo vendemmiato. Adesso mi sono un po' emozionata perché mi sembra di ritornare indietro. E dove vendemmiavi? In cortile, nell'Oro. A Udine? Sì, a Bresta del Campoformido. Sì, avevamo un 300 piante così, e dopo si andava a vendemmiare i nonni, dopo si faceva la brovada che dicevo adesso ragazzo, no? Si faceva dopo, quando è passato il vino, si faceva la brovada e dopo durava era tutta una catena splendida. Comunque, grazie perché è tanto che non vedevo questa cosa. Grazie a te di essere venuto e un saluto anche a Igino. Andiamo da quest'uomo che credo conosca Pier. Salve, buongiorno. Sì, invece che cosa rappresenta per te vendemmiare? Boh, per me è una cultura molto importante perché io sono nato anche in un territorio vinicola in Argentina, a Mendoza, e sono un po' di anni che seguo sempre la parte enologica dei vini e quindi è una cosa che mi interessa e mi piace sempre. Ecco, appunto su suggerimento di Paolo mi ha detto guarda che merita, intervistiamolo perché ha molto da raccontare. Grazie. Qual è il tuo rapporto col Friuli? Boh, il mio rapporto, io sono arrivato qui nel 2015 per fare uno scambio con l'Università di Udine. Una cosa mi ha portato all'altra, mi sono fermato, mi è piaciuto tanto. Sempre ho avuto questa nostalgia, no, di venire a conoscere un po' la mia origine dell'Argentina, che i miei nonni erano italiani, quindi ho avuto questa opportunità di poter essere qui a fare tutta questa esperienza che per me è la vita, perché è una vita già. I tuoi nonni erano di Nimis? No, i miei nonni erano in realtà della Sicilia, però sempre un po' la parte italiana, no, che uno porta avanti la storia. No? Scusa, ma 2015, ma siamo nel 2021 e tu sei ancora qua? Sì, sono tornato 2 volte, dopo sono arrivato qui con diversi contratti di lavoro, adesso sono già fermo con loro, sono molto contento, mi trovo molto bene. Che ruolo hai in azienda? Boh, io faccio un po' di tutto con Paolo, facciamo sempre la parte di cantina, la parte di vigneto, diciamo che teniamo bene le piante, facciamo potatura, portiamo avanti trattamenti e poi ovviamente il vino è la cosa iniziale di tutto questo, no? Guardando queste foglie, prova a descrivermele. Boh, queste foglie qua sono foglie diciamo molto semplici del Verduzzo, si distingue molto velocemente la parte diciamo visiva che ha 3 punte, praticamente una parte aperta in V sopra dove tu riesci a capire che è un Verduzzo. Senti, per gli argentini che magari ci guardano in streaming, i nostri friulani, se vuoi fare un passaggio in argentino stretto puoi farlo. Non so. No, tranquillo, buon saluto a tutti. Ma in argentino come lo diresti? No, gracias por todo, por el tener mi nacionalidad y mis orígenes, ¿no? Porque me han llevado a hacer tantas cosas desde mi nacimiento hasta el día de hoy. Forse avete capito tutti, comunque ho detto che grazie delle radici, perché sempre le radici sono importanti e comunque uno non deve dimenticarle, no? Praticamente. Senti, la Miscoria, dobbiamo ringraziare la nostra operatrice, la Miscoria Chiara, devi ringraziarmela in argentino. Grazie per la tua opera e alla prossima puntata. Grazie de corazón, nos vemos la prossima. Alla Miscoria. A Miscoria. Miscoria che ci sta riprendendo. Ok, grazie mille, veramente, di cuore. Miscoria, hai avuto anche un saluto in argentino, adesso tu con la mano mi dirai quanto tempo manca al termine di questa prestigiosa trasmissione. 6 minuti, quindi ne abbiamo da raccontare, quindi io vorrei salire, vediamo chi è questo signore, vediamo, allora qua ci stanno aspettando, io vorrei fare una camminata lungo questi filari e vedete Paolo Comelli che porta le cassette che di fatto sono una sorta di mezzo di trasporto di quest'uva che viene raccolta. Andiamo da questo signore, vediamo come si chiama, ci sta aspettando. Buongiorno. Buongiorno. Lei invece? Mi chiamo Luigi. E che rapporto ha con i vigneti? È così stagionale. Ma lei di dov'è? Di Udine. E com'è la vita in collina? Mi piace molto, è rilassante, va bene passare questi giorni così in compagnia.
non pensare ai problemi, lo stress, così scaricare un po' di tensione nervosa. Questa è la sua prima vendemmia o ne ha già fatte altre? La prima, ne ho fatte altre da bambino. Ah, quindi è un ritorno al passato? Sì, sì. E qua va avanti tutta la giornata? Sì, certo. Senta, le piace più il vino o più l'uva? Oh, ma in che senso? Non so, le piace più berlo o mangiarlo? Ah, tutte e due. Ma nella vita che cosa fa lei oltre a vendemmiare? Architetto. Anche lei ha un lavoro impegnativo che però evidentemente la sua testa bisogna di essere un po' liberata. Esatto, sì, sì. Architetto, la saluto. Grazie. Ecco, dal punto di vista architettonico come sono curati questi terrazzamenti, visto che lei avrà... Molto belli, landscape, sì, landscape art. Sì, sono molto belli, mi piacciono molto. Non so cosa dire. Stimolano anche la sua, probabilmente, guardandosi in giro magari le vengono anche delle idee sulle sue progettazioni, no? Ma sì, nel senso che magari penso se dovessi fare qualcosa qui come la farei, ecco, in questo senso. La lascio vendemmiare, vedete che la Miscoria sta facendo cucù tra i filari e quindi tra le foglie ci sta riprendendo i filari che sono un po' più sotto. Pier è in pienissima attività, lui è il carrellino. Allora Paolo, queste vengono raccolte, fra poco verranno riempite. Sì, vengono riempite, poi l'uva viene portata in cantina e viene immediatamente in questa partita qua diraspata, quindi viene tolto il raspo e viene pressata in maniera da separare le bucce dal liquido. Ramandolo per almeno il 70% viene raccolto in queste cassettine che vedete, queste sono cassettine adatte all'appassimento dell'uva. Già l'uva di Ramandolo è un'uva che parte ricca di zuccheri, però concentrandola ulteriormente, lasciandola in stanze a ventilazione forzata e a umidità controllata, riusciamo a concentrare ancora di più sia gli aromi che gli zuccheri, in maniera che poi il vino rimanga dolce e ci sia un equilibrio appunto tra la parte aromatica, l'acidità e il dolce. Allora, Chiara mi dice che abbiamo esaurito il tempo, io ti ringrazio, lo faccio sempre molto volentieri perché le persone che lavorano con me non si vedono, ma guai se non ci fossero. Termina qui in mezzo ai filari di Nimis dei Comelli questa puntata dello Scrigno. Spero di non avervi annoiato, anzi di avervi riportato un po' indietro con la memoria, e quindi io vi do appuntamento alla prossima settimana, ovviamente su Telefriuli, canale 11, quindi 2 volte numero 1. Grazie a Paolo Comelli e a tutti i vendemmiatori, arrivederci.